Non è stato facile per tuo zio Agostino scrivere questa lettera, trovare le parole per dirti quanto gli manchi e quanto sta soffrendo la tua assenza. Voi che eravate inseparabili, simili come due gocce d'acqua, uniti da una grande passione e da un grande cuore. Questo brano è dedicato a te. Ciao Andrea, oggi ti scrivo, le mie lacrime rigano il viso. Penso al 16 dicembre, A quella telefonata che ha spezzato la mia vita. e da quel giorno vivo sì, ma non respiro più. Com'è brutto sto destino, pare ancora di incontrare. Eri sempre sorridente, pronto ad aiutare gli altri, e tua madre non ci crede, che tu mo non ci stai più. Tutti Agostino che mi chiami ancora, sta pensando a te, da poco pure zio di due gemelli, proprio come a te. Ti dovevi sposare l'anno prossimo come vedi, quel maledetto giorno t'ha levato il sul Andrea, ti voglio bene, pure imparare siamo la sapere. Mi sembra di incrociarti tutti i giorni, pare che sei tu, con quel tuo stesso camion, ma stai a casa proprio con Gesù, che aveva voluto là quel brutto giorno. Tuo cugino vita ancora, Tuo cugino vita fa fatica e non ci crede, fa fatica, non ci crede. maledetto è sto destino, Maledetto è sto destino, inspiegabile perché, inspiegabile perché. eri sempre sorridente, mo che non si ride più, solo un pianto senza sosta, perché non si può accettare. No, non si può accettare. Tuo padre sta chiagnendo è sempre triste, non ci credo, no, non sembra vero, sembra un brutto sogno, ma è una realtà. E tuo fratello ci sta male assai, sembra un incubo perché non scherza più insieme con te, ci sta male, ma perché Gesù? Ma perché Gesù sembra di incontrarti tutti i giorni per strada, con stesse camicie che portava tu. Una cosa te la voglio dire, Andrea: chiunque ha avuto la fortuna di incontrarti difficilmente potrà mai dimenticarti. Ciao Andrea, ciao.